non giocatori, giocatori ci sta. Vabbè, combattenti di videogiochi. Gamers, Sì. gamers, giocatori. Come Sì. si chiama? So Gianmarco. Combattenti! Non so, quel forse in un gioco. Guerrieri. Guerrieri, sì. Però scusa, perché dobbiamo demonizzare la parola combattenti? Non Forse si può dire perché la il dico in modo un in cui modo- la dici ricorda Che cosa qualcos'altro. ricordo? Io non ho Ricorda studiato. cose. No, Gianmarco, tu devi Io non sono studiare. andato a Nella scuola. vita studiare è importante il giusto e sapere le cose. La di scuola mia base. è stata alla strada. Trovata chiusa, però, cioè, capito? Non c'era Sono stato disponibilità. a strada io a studiare. Allora, metto un po' meglio. Qua che poi mi schiatto troppo comodo. Allora, Speriamo veramente bene per stasera. Gianmarco, tanto ci sarà Kingdom Hearts 4 e Resident Evil 9. A me basta vabbè. che ci sta qualcosa di nuovo. Perché si è già prenata a volte stessi trailer dell'ultimo anno. No. Cioè, ci No, appiccicano ma penso malamente. che mo sia un momento di novità, di gioia e di tripudio. Oltretutto, teniamo a mente che mo ci sta anche il un Summer attimo Game che non Fest sto vedo fine la settimana, lo chat. zio. Un attimo. Che sto Ok. fine settimana inizia il Summer Game Fest. Quindi voi avete Gianmarco, fatto... tra 2 giorni dovrebbe esserci. dico, voi avete fatto uno State of Play 2 giorni prima del Summer Game Fest. Che vuoi fare? Che vuoi fare? Allora, Poi dobbiamo arrivare a fine conferenza dello State of Play. Fate, ci vediamo per maggiori informazioni al Summer Game Fest. allora Gianmarco, No, non voglio State sapere. of Play mercoledì 4 giugno, Sì. durerà 40 minuti. Ottimo. C'è anche un po' di tempo per il principe Ottimo. dopo. Venerdì 6 giugno, ore 23, Summer Game Fest. Ok, posso vederlo anche io, perfetto. Meno male. Dice quanto dura? E allora, aspetta, mo cerchiamo. 2 ore. No, 2 ore non ce la faccio, tutto quanto. 23 inizia a vedere la prima e verso la fine ti sganci tranquillamente. Esatto, sì, mi manca solamente un pochettino e al massimo resto con te in chiamata e me lo vedo mentre sto tornando a casa. Mi metto il telefono là. Poi Faccio tutto. Future Game Show e anche si può vedere qualcosina di interessante. Magari sì. L'Xbox Case l'Xbox Games Showcase più Outer Worlds 2 Direct domenica Simpatico. 8 giugno alle 19 è quello Xbox pure da vedere perché se Persona non esce qui, Persona 4 il remake esce qui, Jammox è qui. Gli ultimi titoli si sono sempre visti tramite spettacoli Microsoft, se ti ricordi. Ultimamente, tra presentazioni, Persona nel Game Pass e quant'altro, Microsoft ci sta dando dentro. Mi deve solo dire componenti aggiuntivi per Persona 5X in omaggio col Game Pass. Siamo a posto. PC Gaming Show sempre domenica. Nintendo e Ubisoft non pervenute. Nintendo può parlare, ma deve un attimo. Nintendo vero mo sta presentando una console nuovi, giochi li ha detti per il momento. Salve, sono Error, te lo dico già dall'inizio. Si vede nero. No, non si vede ancora niente, che non è ancora partita la conferenza. Dottor Gabri. Cool Kid Street. Va bene, Gabri. Ma perché Gabri sempre no? Anche stasera un nome diverso. Perché? Che problemi hai, Gabri, col tuo nome? Gabri, tu se vuoi stasera tra esattamente 10 minuti, IVA inclusa, inizia lo State of Play. Vediamo giochi nuovi, belli, che se no bordello. Se no ci appiccichiamo. Bordello. E finisce con stream sono io di solito. Ah, ok, è vero. Questo è un dettaglio da non dimenticare. Va bene, Gabri. Un'altra novità nella mia esistenza. Tutto bene? Giusto per farti vedere, ho tarato un po' che poi ho preso chiaro, ho detto proviamo l'intelligenza artificiale, facciamo un disegno. Cosa vorresti vedere? Sì. Che ha voluto fare? No, aspetta, a proposito. Aspetta, non me l'hanno mandato. Non ti dimenticare di farti dare da Chiara cosa voleva come disegno. Oi Regens, bonsoir. Ciao Regen. Appena si attiva la schermata e si vede qualcosa, la mostro pure a voi tranquillamente. Todo bien? Sei
qui, sei in output. Dove? Ecco qua, si è fatto fare questo, Jammox. Vabbè, giustamente. Gli ho solo detto chi era il personaggio, ha fatto tutto lui. Ah no, ho visto, Gabri ha scritto altri 3 messaggi, per questo non avevo visto il messaggio di Reagan. Si è fatto tutto lui. Poi c'è una Oggi è signorina con uscito anche l'occhio. il film di Dandadan, ci dobbiamo Quindi a preparare. breve, quindi a breve. Tutto ok, ma estremamente stanco. E Reagan, il troppo sesso selvaggio a pagamento, Regan, purtroppo tanto adesso stanca. mo parte lo State of Play, ci rilassiamo un Mettiti pochino. comodo, Vediamo Kingdom Hearts 4, bestemmia vediamo con noi. Resident Evil 9, eccolo qua. Allora, un attimo che ci adattiamo. Facciamo una prova per l'HDR perché Windows e Chrome si autoregolano a cazzi loro. Ok, voi lo vedete bene. Non lo vedete bene. Vabbè, così credo vada bene, no, lo zio? No, si dovrebbe vedere un attimino diversamente. Non così. Ma perché Beh, ci siamo già visti video su YouTube. tagliato? Non ho capito. Sì, sì. Non puoi allargare tu i limiti, scusami. No, è bordello adesso. Aspetta, ma mi serve una soluzione rapida al problema. Trovata. Trovata. Diciamo così. Lo faccio più piccolo, lo allargo e me lo aggiusto. Anzi, perdonate, ma sinceramente Penso così abbiamo vada visto bene. video gli altri Un po' più sotto. giorni. Perfetto. Hai preso Allora, anche gli angoli. aggiustiamocelo per bene, tanto comunque c'è un po' di tempo. Ecco qua. Tieni 7 Ecco minuti, qua, voglio ecco fa. qua. Allora, a noi serve solo la schermata questa, che noi li vediamo Sì, sempre così video per lo più. serve solo questa Ti devi parte prendere qua. tutto questo, solo la zona di riproduzione. Perfetto. Un attimo ragazzi, attenzione. Perché non ti agganci al bordo bianco e devi fare a modo tu? Allora, eccolo qua. A posto. Ok. Si mangia un pochettino i bordi. Vabbè. Fateci sapere ragazzi se vi va bene. Perché i bordi devono andare sotto. Ma Ok, questo mese è il a mese del posto. Pride? Sì, c'è stato, se non mi sbaglio, il mese del Pride Sì, era. ci stanno aggiornando Adesso, tutte le app con il logo del Pride. Vabbè. Sera ragazzi, buonasera Pierluigi, mi Buonasera sono Martino Pierluigi, un Verso abbraccio 4 per non lo inform... faranno. No, no, Godo, no, Pierluigi. speriamo. Pierluigi, sono apparsi, hanno detto il videogioco che stiamo facendo per i cellulari che persone giocheranno, presente, cancellato. Abbiamo delle piccole notizie del 4, poi adesso finire. Sì, delle ottime immagini photoshoppate praticamente prese da un editor, però Allora, vabbè. si vede bene, non dobbiamo togliere manco noi Esatto. l'HDR, quindi io devo mettermi un giorno a Aspetta, faccio una risolvere. prova ragazzi, vedete bene? Sì. Vedete? Aspettate, andate qui. Allora, voi cosa vi aspettate dallo State of Play? Elenco subito. Ah, Kingdom Pierluigi Hearts vorrebbe il 4. remake di Persona 2. Pierluigi credo che col 4 in uscita, quello del 2, ci vorrà un po' di Per tempo. Luigi, aspettati tra oggi Summer Game Fest e domenica l'Xbox la Game Showcase. Non so cazzo di sto nome. Xbox Showcase. Il remake di Persona 4. E Gab, quello è Day allora, One. Gabri, la devi smettere di prendertela ogni volta con Francesco, pure quando non c'è. Non puoi sospendere Alistair ogni No, volta, se no no, poi prima facciamo no, queste ore. no, lascialo stare. Questo comando va rimosso comunque, lo zio, perché è un abuso No, di noi l'abbiamo potere. messo, ce n'è uno prenotato. 5 Parliamo minuti e quasi. 14, ok, si rivede di nuovo bene. Sentite l'audio che proviene da sotto? Assolutamente no, che non si è pigliata. Non si è pigliato l'audio del. Non lo metti troppo alto a finire. Scusa, perché non ti prendi l'audio da YouTube? Ma così, eh? Ma giusto per capire un attimo. Ma c'eri pure tu quando abbiamo visto le cose tramite YouTube con i Sempre, ragazzi in live? Ok. Ah, è giusto per farsi tutte un'idea, le veramente. volte, lo zio. Per me switchare scena magari si riprende.
come dice il mio collega, ma che sangallardiate passate. Quali sono i tuoi deficit? Qual è il tuo epiteto? Non se lo posso fregare così. Non lo sentite? Adesso lo sentite. Questo lo togliamo e da oggi utilizzeremo sempre questo qua. No, e difatti ho fatto così, Capri, gli ho messo direttamente, prendi l'audio da Chrome. Funzionava finora, ma forse... Ah, aspetta, perché noi abbiamo... Mo' ho capito cosa è successo. Dall'ultima volta che abbiamo visto qualcosa da YouTube, in realtà poi sono usciti più aggiornamenti del programma, magari qualcosa si è andato a muovere. Allora, nei video, sì, voglio regolare solo l'ultima cosa, e se noi mo lo mettiamo a tutto schermo si rovina tutto. Ce li vediamo anche noi così, va bene. Quando comunque lo schermo è bello grosso, e rimetto la chat sotto. Bisogna vedere obscuro, speriamo. Sì, tutto in live, sta partendo adesso, Regen, 2 minuti, ed esce Kingdom Hearts 4. Sì. Ancora. Che fissate. Bisogna... Allora, State of Play inizia con un aggiornamento di Astrobot. Non ho capito, mi scusi. Inizia lo State of Play con un aggiornamento di Io Astrobot. devo ancora prenderlo Astrobot. La sparo così. Aggiornamento di Astrobot. Non catturare il cursore. Ok. DLC di Protolo do Karate. Ragazzi, quello magari lo farà pure lo sviluppatore, ma non credo purtroppo nello State of Play. Temo di no. Cioè tu prendi un gioco con un concept come quello, no? Ma questo l'ha avuto come idea una persona. Ecco, Sony, tu che sei la proprietaria di questo State of Play, assumete sto sviluppo, date a lui i soldi per fare un titolo AAA live service. Tu immagina un bel gioco dove c'è un mondo fisso con aggiornamenti e cose varie, ti fai la tua scuola di karate e fai fight insieme agli altri anche con persone fatto bene, tra l'altro, con un magari mettilo a lavorare con quelli di Sifu, ti fanno un cazzo di gioco con fai quelle arti marziali. Fai un Sifu simulativo con quello che c'è. Esce il gioco perfetto. Come si chiama il gioco effettivamente? Non me lo ricordo manco io, Gianmarco. Protolo Karate ormai per me. Ormai è Protolo Karate. Che dovrebbe essere uscito anche qualche persona. Come cazzo si chiama? Aspetta, uscì un aggiornamento un po' di tempo fa. Stanno continuando ad uscire aggiornamenti di Outlast. Sifu ma pari vecchia. Ha provato Reagan. Quello potrebbe essere un DLC. Fight School Simulator. Fight School Simulator. Cioè tu prendi quel concept, lo fai per bene, multiplayer, classifiche, numero di iscritti, tornei che puoi fare ogni mese e giochi tu o mandi i tuoi... Ragazzi, un minuto. Un minuto a Kingdom Hearts 4, ragazzi. Guarda, se esce Square Enix, prendo e tiro fuori il pisello. Allora, io ho due possibilità. Ho detto, Persona esce non adesso. No, non stasera, non qua. Mi accontento, guarda, sono una persona di umili origini e mi accontento di poco e del giusto. Resident Evil 9, visto che sono anni ormai, molto stupicona dentro in un certo modo, grazie. Ok ragazzi, ci siamo. Siamo. Allora, lui ha barato un pochettino, però venerdì ci diamo gli auguri perché inizia il Summer Game Fest. Tu hai fatto un po' il gioco scorretto, sei voluto partire prima, Sony, quindi ti devi far perdonare questa cosa. Ragazzi, ditemi poi se la voce è troppo alta, se il volume è fatto bene. Oppure 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kingdom Hearts 4, vai, è il momento. Ok, va bene. Ma pare abbandone. C'è della violenza qui, quindi. Ok, tu cos'è tutta questa... Scusi, lei chi è? Mi scusi? Pronto? Chi siete? Che cosa sto vedendo, Rozzi? Ma cosa sembra? Aspetta, allora, già potrebbe essere qualcosa. Aspetta.
Sto pensando pure io quello, Giamma. Però sembra un po' grosso per essere chi. Non so, no, non so che sto vedendo, ragazzi. No. Ragazzi, droghe. Droghe fortissime. È un gioco musicale. Guarda sta banda. Scusami, ma cosa sei? Perché se vi posso alzare la qualità, cosa che sta 720? Almeno vediamo un attimo. Siamo un po' indietro, ragazzi. Però. Siamo un po' indietro, ma ho aumentato la qualità. Giusto un secondino, 2 massimo. Ma è un Attrezzo, no, è un gioco. Aspetta. Cioè sei Tetris. Che cosa c'è? Calcolando che mo sono un po' in fissa col Tetris per il giochino che mi consiglio Papa. È un Tetris sotto acidi. Sì. Oh, per chillare ci sta. Più larga la schermata di gioco. Lumines mi ricordava qualcosa. Oh, chill game ci sta. Ma difatti non è il primo che esce di questi. Forse qualcuno ci avrò pure giocato. Ah, pure VR, interessante. Ma questo in VR, minchia. Sì, neanche io lo giocherò, Regen, vero? Hello from salve. I'm Tetsuya Mizuguchi. ディレクターの石原隆です。 C'è qualcuno che starà saltando dalla gioia. Buon per lui. この秋、プ Adesso レイス tocca テー da ション lui, 5 poi toccherà anche a me. PSVR2 対応で発売予定です。 Ma in VR ルミネスア come? ライズはバラエティ豊かな曲と美しいビジ Devo ュアルが comprare 没 il 流 VR 感 per の giocare a ためい Tetris. つまでも遊びたくなるゲーム体験となっています。その世界はとても心地よく、プレイヤーを共感覚の世界へと導きます。まあよくある普通のパズルゲームってことだよね。テトリスエフェクトを一度遊んだことがある人はわかると思いますが、ルミネスアライズはただのパズルゲームではありません。Ok. 夏にシングルとマルチプレイの体験版を配信予定です。ぜひ皆さん手に取って Ok, 遊んでみてく la ださい。 demo la provo con immenso Thank piacere. you and enjoy the rest Ok, of ciao ragazzi. Ok, arrivederci, tante care È cose. un piacere. Vabbè, titolo di punta, va bene. Va So bene. che c'è una folta schiera di persone che piace sto gioco, quindi No, come non chill interessa a game. noi, a posto, però Un attimo solo, il risveglio e il caffè. The future. Ah, It isn't just a dream. la risposta. It's a promise. One we're turning into Tu sei Resident reality. Evil. Tu sei Resident Evil. Tu sei Resident With our Evil. third generation of Luna filament and advanced No, non sei No, Resident Evil. Advanced Sei l'altro titolo, quello nello spazio che si è We'll visto, che poi non si è reshape parlato the più line niente. Già, ma between dreams and perché era di reality. Capcom. We create life for our future. Delphi Corporation. Voi siete i cattivi, sta cosa già abbiamo capito, tutto a posto. Però in realtà, mo glitch, eccolo là. Let's see about getting passed through to Earth. And why are these things trying to kill us? Colpa vostra. There you are. È quello, Sì, è quello. esattamente, la È bambina con l'astronauta. È Su catturato PS5 su Pro. PS5 Pro. Questo già mi fa Ma tu mi paura. vuoi costringere allora a prendere la PS5 Pro? Ecco qua, Capcom. Era proprio Capcom. Capcom. Però va bene, quindi fai vedere questo, non puoi far vedere pure Resident Evil. Pragmata. Pragmata. Nier Pragmata. Oh, gameplay. C'era mai visto fino a mo'? Get behind me! I think I can help. Ok. Targets Allora, tu ce l'hai, neutralizing threats. ce l'hai di Capcom, mi fido, potrebbe uscire una bella avventurina su Gianmarco, molto action e divertente, poi robottoni. Questo mi piace anche a francese. Bypassing first and second firewalls, hooking control protocols. Poi aspetta, ho mandato un link che dove si guarda hanno fatto il cartone stile anime di Thor 2. Purtroppo Grazie sì, per Regen. Luigi. Prima stavamo parlando di Knights of the Republic che mi ha detto Gianmarco, uno degli sviluppatori Okay. Di Knights of the Old del Republic, remake del remake. ha retweetato lo State of Play, quindi Dynamite. magari resuscita e si fa vedere. Vediamo.
da Iena, è bellino. Il foglio che misero delle scuse. Pizzeria. Ok, esce l'anno prossimo. Ok, vabbè. Guarda, Capcom che si prende un po' di tempo, ma con i giochi di qualità che fa lo aspetto. Lo aspetto tranquillamente. E lui finalmente, grosso modo, ha una Sì, data per l'anno precisa. Poi prossimo. se la cambiate di nuovo. No, Questo è un altro gioco. PS5 normale è già considerata vecchia praticamente, sì. Ehi? Oh, hey, today is Saturday, which Lo means sapevo che era qualcosa che ci piaceva già all'inizio. Ma che cos'è? Questa è la nostra cheat, così. What does that mean? It's okay. I'll get Ma è un cartone animato interattivo dove possiamo giocare. Day One, ragazzi, questo ve lo dico già, Romeo! Romeo, stay with me. Ma è stato squartato. Ma sta facendo colazione 2 secondi fa, scusa. Seriously? Seriously, don't worry. I made this just in case. Facendo The 10 meregola. life support system. Don't move, okay? Suda 51 sei tu. Tu sei tanto da Suda. Che cosa sto vedendo? Ma che è? Che trip. You're already half dead. From now on, you're half dead man. No, wait, that's pretty late. No, tu sei Osuda. Dead man. From now on, you're dead Romeo man. is a dead man. Siamo un Batman. Ma cosa cade? Perché è cambiato totalmente? Sei tamarro a bestia, c'hai anche armi da fuoco. Catinella, vero? La catena centro commerciale grosso. Ok. Però mi piaceva di più con la grafica tutta cartoon, secondo me ci poteva stare. Bello il ghiaccio così. Il personaggio è customizzabile, te lo Credo sto di vedendo sì. con outfit diversi. Pure, vabbè, Regen, Sì. noi ormai diciamo le stesse cose Sì. insieme. Ok, mostri. Questo pure cose, si gioca, cose. perché questo secondo me ti diverti. Giulia. Contrario. Aspetta. Ma sei Lollipop Chains of 2, però giochi con la. Sono vari stili, diciamo. Tu sei Suda 51 e sei Questo è il continuo forse di Lollipop Chains of. Ok. Che il fidanzato si chiamava Romeo. Huh? That was Grandpa's voice. Are you like a O sto spirit? dicendo un enorme. I'm on your back. What? Crossover, ok, sì. Sono loro? Non mi venivano loro come studio, ok. Da Suda 51. Ok, dai, preso Questo proprio. qua Day One. Se vedendo皆さんこんにちは。 Sembra qualcos'altro. bellino. グラスホッパーの役者のOh, 須田 eccolo 剛 qua, で il す。 capo. いえいえ。 Yeah! 皆さんトレーラーどうでした？ Vabbè, グラスホッパーの久々の新作、 forse io voglio prendere Romeo questo is a per Dead Man です。 l'ho いよいよ発表できました。 Ok. このゲームはですね、主人公のロミオが、ロミオスターゲーザーという名前なんですか、かっこいいでしょ。 Però ha detto quel 犯 Juliet. 罪 FBI 捜査官として、凶悪なですね指名手配犯をさまざまな時空に飛んで Ah, lui lavora そんな nell'FBI e プ uccide ラ i クティな nemici nel アクションゲームとなってま realtà す。 alternativa. そして今回はですね、剣だけじゃありません、 Abbiamo 銃も使 visto, えま sì, す。 abbiamo visto. ストロングスタイルのアクションゲームとして、チーム一丸となって頑張って作ってま Ok, す。 va bene. そしてなんで、タイトルがですね、ロミオなのにデッドマンなのか、それは皆さんぜひ続行をお待ちください。 Va bene. プレイステーション30周年過ぎちゃいましたけどおめでとうございます。 Ah, beh, giustamente, mo hai avuto modo di fare Se un tu puoi discorso. Va bene, ok. Va bene, però. benissimo. È stato anche Grazie. conciso, Arrivederci. quindi un fratello. L'anno prossimo. Va bene. Va bene. Ghost of Silent Yode. Hill. No, è quello là che hai detto tu, sì, lo sì. こ È quello in どこ行くの Giappone. こっち通るの Silent Hill. 珍しいね Sì, sì. 今は誰かと喋りたくて Povera Ghost of Yode. 私も後から行くね Continua a dirlo, il mood Giappone classico Silent l'hanno Hill è preso tutti. 裏 interessante. 切り者 Ecco qua. Oh, No, come Uragiri Mono? Perché? Perché mi hai dato del traditore? tu mi devi dare il villaggio esplorabile. Ecco qua. Questo è mio, eccolo Tu hai fatto questo Questo io è stato ho speranza di questo, io a questo ci voglio credere 悪 proprio. いおばあちゃんまでいないなんて Ci sto credendo con quello che sto vedendo. interessante. No. 誰もいないし気味の悪い怪物がうるつき回ってるし C'è anche la sirena sotto. No, ma facile qualche easter egg o qualcosa di persone Sì. che poi in America hanno portato il culto. Sì, gameplay. Sì.
Tutto stacco di cutscene, sì. Oh yes, no. bellissimo. Oh no, sì. sì. Esatto, è un po' un Questo è zoomati, sì. Silent Hill, sì, con belli effetti di nebbia. Saltano anche. Ma vogliono però si difende. Ah? Devo provare il combat system se ho dei dubbi. Non lo vedo. Sì, lo devo sembra un provare, po' vado alla quello mano. del 2 mo che è uscito. Allora, quello poi l'hanno aggiustato. È in fase di No, sviluppo quando ancora. è uscito. Sembra proprio come hanno fatto vedere il 2 all'inizio. Però poi lì è stato ottimizzato. Cioè, aveva dei problemi. Se qua già partono e lo fanno in un certo modo, perché Chissà l'atmosfera magari c'è. quando esce. Che ci L'atmosfera può c'è. ancora Nan o tempo tenito. L'atmosfera c'è. È un Silent Hill. そんなあんたがいなくなってくCi si れる deve. んだじゃ No, puoi ない anche non esaminare le tornare, cose. no. Ok. No, 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 no. 一人は嫌だよ寂しい Mamma, ma perché pure sotto al No, no, tu sei dei one. Sì, Devo questo capire sì, sta lo cosa facciamo del subito. fight, ma tu questo sei dei one. ずっと一緒だよって È l'impatto dei colpi Sì, che non mi convince. sembra non diano impatto praticamente, ma sono vuoti. Sì. Però cazzatore in mood c'è tutto. Stanno perdendo sempre su sto fatto ultimamente. Magari mo gli arriva il feedback con quello che hanno mostrato. Anche Oh, variato. una nadinata. Sì, perché i Silent Hill sono sempre stati coerenti. Trovi pistole, però sei una cavolo di studentessa, non ti posso dare il mitra. Infatti Mamma mi mia. aspetto che fucili e armi da fuoco lei non le usi. Poche, ma giusto trovi una Bello. pistolina. Bella. Bellissimo sto mostro. Dai la data, dai. Dai la data, dai. 裏切り者 Ancora questo fatto, cioè un fatto di tradimento. Aspetta, dici demo adesso. Esce 25 questo settembre settembre. 2025. Ma voi Allora, siete pazzi. questo era un po' Ma voi siete poco pullati. tempo. Mo sto fatto del fight, ma visto un Questo, po'. esatto, regà, un po' macchinoso. Pre-order today. Però va bene, il nuovo Silent Hill che esce a settembre. Ottimo, ottimo. Almeno un titolo che esce quest'anno Anche e c'ha fine una data. settembre torniamo dall'estate. Ci Musica rivediamo. giapponese anche qua. The castle has been sighted again. Chi sei tu? The church's orders are absolute. Tu sei qualcosa che These c'entra con human Dracula. sacrifices Questo must potrebbe essere be la mia stopped. sci. Però Perché non sembra potresti un essere. Sei un Castlevania nuovo. Oggi No. sei Sei un Metroidvania. Sei un Castlevania nuovo forse. Ma Konami. Konami, se annunci un nuovo Castlevania così ti stai svegliando dal sonno. Il Demon This Lord mission però will dice. test the limits of your courage. A me non- You Di will face Castlevania. horrors beyond your Konami, darkest imaginings. sono contento. Beasts that defy reason. Che non è Konami, mi sembra un bel Metroidvania Castlvanioso da fare e io me lo accollo con immenso piacere. No, però se mi fai queste cose mi costringi proprio per legge a comprare. C'è due persone. C'è l'altro che appare e ti dà una mano. Per quello che è la lore, per quello che è tutto, di Castlevania e di Konami, ti voglio bene. Nelle mosse. Nessuno ha mai fatto le inquadrature così durante mosse. È sfizioso. Dai, dillo. Basta un nome. Bloodstained nuovo. Konami, tu dormi. Ci siamo e gli altri fanno i giochi che potresti fare anche tu. A me va benissimo. Tu sei un po' vampiroso però, eh. So you've come, dogs of the church. Il primo l'ho giocato e mi sono proprio divertito, quindi un secondo fatto bello così. Questo sì, questo pure si può fare, The visuals of Shinjuku that I'm seeing are a hellscape Allora, I passa can't quite Shinjuku, put ma into non words. è Kingdom. You've somehow been sent back in time 8 years. But the situation here is critical. I'm counting on you, Agent. Time Stranger. Our ultimate mission is to uncover the causality between these anomalies. It's probably a phase electron life form. Is that what you call us Digimon? I'll always be right here with you,
Who exactly are you working for? I remember you guys. Who or what is that? Guarda, ti dico la verità. We have been enemies for years Digimon, now. This is the first tutto time quello the che vuoi. Titans have launched an attack on Però a us. livello grafico, cacchiarola è fatto benissimo. Ma io non ho un problema con i Seems the Digimon. upcoming Io ho un problema con battle is Bandai truly Namco. The world on Tu this ma side is cosa me la running out of favorite? time. If the gate is opened with Eh, the basta, C'è digital quello. world as such a Oh, secret, allora, ste chicchette qua, aspetta, parli pure di viaggi nel tempo, aspetta un attimo. do the Titans not care about the end of the digital world? Stop it! That egg is very important! No, Loblon. The world tree No, si è has been rotto l'uovo. attacked. Ma c'è un casino. Great one. Non è un Ludomon said. It can't protect it. Sì, è We vero, must quelli protect the fanno world from them. No, ma For mi this piace purpose proprio and come this sono purpose fatti i alone modelli will dei you personaggi. Ah, no, Sono questi bellissimi. sì, sono Sono molto bellissimi simpatici. Please, proprio. everyone, lend me your strength Everything's riding on to you. move forward into the We future! must fulfill our mission. Agent, Let Hard be your guiding kid, ad esempio. Qua esce un gioco. Mara, un'altra data d'uscita. PlayStation, e che stai facendo? Ok, va bene. Bandai e Toei. Vabbè, Allora, a te ti devo tenere d'occhio. mi trattengo perché c'è ancora tempo. Oh, ehi, Ma io film. No, Ehi. è Final ehi, Fantasy. ehi, ehi. Final Fantasy. Non è vero. Il remake di Final Fantasy 9. Lui? Abandon not your wayward children Final of Fantasy Ilios, Tactics. but deliver us Finalmente. from our sins, that Mi we fai might Final know Fantasy salvation. Tactics il remake. Io sbatto qua. Sì, è Final Fantasy Tactics. If you feel Sì, wrong, blame sì, sì, yourself or sì, the father. sì. Why do Però mi fai una cosa un Why attimo. walk this path of subterfuge and conflict? Allora, Ha aggiunto un po' di tridimensionalità. sì, il problema sai qual è? Uscì la versione PSP portatile, quando facevi le mosse tipo ghiaccio, laggava il gioco. Vabbè, mo spero non lo faccia più. No, allora, questo io me lo prendo, punto. C'è anche quello per Game Boy dentro, per caso. Father showed us how to make a Mi whistle. metti anche quello per Game Boy Advance. Ah, sì? E in questo tramite una serie... Oh, sì. Versione moderna e versione classica. Vabbè, 9,30, va bene? 9:30. C'è un piccolo easter egg nel gioco, fai alcuni passaggi in un certo modo, ti sblocchi Cloud di Final Fantasy VII. And I'm Sid Schumann, Questo here to totalmente deliver news and inaspettato. release dates for games Vabbè. coming to PS5 Sì, later questo this è year. proprio per me per uso e consumo personale. We hope you enjoyed that first look at Madonna, Final Fantasy che bello. Tactics, the Evil East Chronicles. Che Vabbè, un bello, gioco The del game Signore will degli Anelli include two per versions of PSP the fatto original così. PlayStation Classic. Non The così. enhanced beh, version, ragazzi, which se vi features piacciono i improved giochi graphics, tattici, fully voiced dialogue, giocate a questo, vi refined gameplay, divertite. and much more. Beh, bello, as well as the bello. classic version, which brings a faithful recreation of the 1997 original Bella to storia, modern truppe da consoles. gestire, c'è il sistema di job, quindi vi fate le squadre come volete. Final Fantasy Tactics, the Ciccati Evil East proprio. Chronicles, launches on PS5 and PS4 September 30th. Io però a and will te be available ti for devo pre-order valutare su una later console today. portatile, quindi se esci pure Switch Ah, 1, il quadretto là. This next game is something forse really andiamo bene. special. When I first played it, I laughed so hard I almost barfed. Let's check it out. Che cosa? But is there maybe just toilet? Toilet? Yeah, I just sorry. No, il quello gioco di che schifo cammini, di tolle. allora noi questo lo dobbiamo fare, Gianmarco, questo è quello che It's devi got behind this camminare, wall. Oh, wait. questo è quello di quello che devi fare un passo alla volta. P-shy. No. Yeah, no, you don't want me watching. You can watch. In baby steps, all you have to do is carefully Dobbiamo fare i place passi, one foot in ragazzi, ci front of the mettiamo e other, dobbiamo camminare, which che is ci easier vuole? said than done. Che ci vuole? Main character Nate requires some pretty Con deliberate calma. movement to make even the simplest No, ti muovi progress. piano piano. It's a Ce la- captivating Gotti. open world experience Questo poi l'ha filled fatto with il oddball creatore di characters. Bend Over It, quello là Getting del Over It. Getting Over It. Quindi sarà molto difficile da fare. Ci proviamo. Definitely check Allora, this one out when it 8 comes to settembre, PS5 no, ragazzi, on ma September settembre 8th. proprio boom boom Da boom settembre. da settembre. Ehi, chi sei tu? Che cosa sei tu? Tu ti Hirogami presenti is a Hirogami? unique action-adventure title from Bandai Namco Studios Si prende. Singapore. Allora, non usci pure tu a settembre In perché this non abbiamo dei journey to problemi. save your origami home, you'll transform into paper shapes with distinct Ah, abilities, sei un origami letteralmente, quindi ti puoi... including Bello. a paper Bello. airplane, a nimble frog, a hardy armadillo, and a powerful ape.
Kinemos mi sembra un bello state of play. Master the art of folding when Tutto a settembre Hiragami esce. arrives on Conservati i PS5 soldi later che a this summer. settembre se buoni i soldi qua. Cazzata però tutto a settembre. Sid, why don't you tee this next one? C'avevano tutte le date pronte aspettando The GTA. series has been with Ma secondo me PlayStation hanno from the fatto very beginning, Sai and perché its GTA latest esce l'anno installment, prossimo? Everybody's Golf Hot Shots, boasts its Io largest questo da character piccolo roster ci ever. giocava sempre, non lo sto toccando più. Compete in Domenica courses from pomeriggio 10 facevamo i different tornei, regions io, mia around the sorella, world, mio fratello, mio each padre, with mettevamo weather là e effects giocavamo a and questo. new nighttime variants. Pre-orders begin later today. And those who do will get Bandai Giustamente Namco's anche personaggi iconic speciali. Pac-Man as an early unlockable character. Everybody's Golf Hot Shots drive Va on the bene. PS5. È una presa per il September 5th. culo questa cosa comunque. Allora tu sei Shinobi, no, Ninja Gaiden quello che vedremo l'altro in the giorno. long-running action franchise. Questo è pure sarebbe effettivamente From the da makers of prendere. the Ragazzi, Blasphemous all'inizio series, del canale mi Ragebound sembra ve lo stars dissi pure, dual protagonists portavo from rival Metroidvania clans, e forced to quant'altro combine their nella souls fascia and skills pomeridiana, against a ma non li demon sto giocando uprising. più e sta cosa non va bene. And longtime fans will really love the pulse-pounding soundtrack, Ma featuring sei guest bello composers tu, from the bello, original semplice, series. grafica per i vecchiacci come me. Cosa vuoi di più, Gianno? No, questo pure che cazzo. Questo per un appassionato poi del genere, anche della saga, da sé. Nemmeno cosa ne state pensando voi? Mi sta Ninja piacendo Gaiden lo state of play? Ragebound arrives July 31st on PS5 and PS4. From the game bakers, Cairn is a survival climbing experience where you must carefully plan your ascent up a deadly mountain. Questo me lo ricordo, mi pare. Questo io lo provai sul Game Pass, se non mi Manage sbaglio. balance Solo and che non ho stamina trovato to il discover tempo di secrets. completare. Era uno simile dove dovevi arrampicarti. Hey, wait for Però me! no, non aveva Encounter sta other grafica, climbers. questo è un altro. Marco. Nice to meet you. Ecco. And survive the harsh conditions of the climb. Aspetta, che se c'è tutta la gestione ferite e quant'altro, aspetta, potrebbe essere interessante. Quando esce? You can Novembre. give Ah, it a almeno try lui si è yourself with distinto un a attimo. demo that arrives later today. Lo si testa, lo si pappulea un pochettino. That's all from us, but there's Cose still a lot of interessanti state of play to veramente. Al come. momento tutto a posto. This next reveal comes from the game preservationist Eh. at Digital Eclipse. Ok, Nothing can cosa avete prepare you for the next recuperato? collection, arriving later this year. Caccia bella titolo. Caccia We bella knew pretty titolo. early on that the game was fun to play. People were excited about it. The Mortal most Kombat. rewarding part of it is just seeing people react to it. No. Potrebbe essere, We knew that we were aspetta. onto something. Mortal Kombat. A posto. Il font avevo riconosciuto. I classici. Such a shock to see this game. I was like, I can't believe this game exists. No. Oh, ragazzi, immagina, mo voi conoscete e sapete che ci sono videogiochi violenti e quant'altro, ma alla mia idea devo fare sempre il vecchio della situazione. C'è un gioco dove si menano e si squattano sani, ma che stai dicendo? Questa non al day one, visto tutte le cose, però questa quando la trovo in offerta io me la devo mettere lì per sicurezza, pure le versioni per Game Boy, online play. There was no template to make the games. It's a bit of the Wild West. Every part of that game is an expression of who we were and what we wanted to do. Flawless victory. Ci Va sta, bene. onesta e sincera. Vabbè, generico. Ok, vabbè, già c'è tanta roba, quindi... Dai, spara una bomba. PS5 Pro. Questo è il modem per il wifi. Ah, tastiera. L'arcade stick per i picchiatori. Dici? Yeah! Vedi? Ah, bellino è bellino, devo dire la È verità. bella. Devo dire la verità, è bellino. È un bel aggeggio È tecnologico. Ok, Metal Gear. Eh sì, Delta cazzo. Delta Omega Force Pure questo è Remake di Super PS5 Pass, Pro quello però, Ma giustamente loro devono spingere quello. È stata colpa di lui.
unknown. Loading like this? It's a revolution. All right, Commander. Baby. Take this. Here comes another one. Ok. Won't get away from me. Time for you to taste some real pain. What's the Ma matter? quello è il tipo delle api. I'm over here. Ah, è The End. So come sto anche io. Io c'ho sempre il tallone da kill e lo ricordo che il 3 l'ho giocato, arrivai allo scontro con un personaggio, proprio lo scontro finale era, non riuscivo a batterla, mi sono rotto i coglioni, no basta. Poi arrivò l'estate e tanti saluti. Snake Eater. Le scimmiette di Escape. Cattura le scimmiette come modalità. A posto. Boh. Lui esce ad agosto. Ok, sì. va benissimo. Però attenzione, colpo di schiena. Giustamente era quindi. Oh, c'è il sistema dinamico. Oh, aspetta, questo tu me lo devi far vedere all'inizio. È morra. Che c'era nel 3 il sistema di camuffaggio per però così. Shining stones imbued with humankind's never-ending dreams. Così, fondamentale e Escape. Poi Tecmo. Since Neo 3. time Questo è immemorial, Neo 3. Questo è il Neo this 3. power Io il primo has finito questo e è fatto Neo anche 3. il The DLC. Il impetus secondo for purtroppo l'ho dovuto human abbandonare. A me purtroppo fa cagare. Scialamice, L'ho provato. se entri nel mood, madonna, il ninja, vai. No, ci ho provato però, attenzione. Dillo. Sì. Cazzo sei cattivo tu, madonna. Such an ominous atmosphere, and one thick with the presence of Aratama. Wow. Bello sonoro, molto figo. Per forza Neo 3. Fondamentale, esatto, Gio. Buonasera Supremo. What makes Dai, a cascia il shogun? nome, dai. Cascia. Here is my answer. Posso fare una battuta cattiva? Switchato classico. Posso fare una battuta cattiva? Magari se esce quest'anno è la volta buona che giochiamo un gioco bello fatto in Giappone, ambientato in Giappone. Ah, boh, questo ormai sì, tutte le mostre e cose che stanno in Giappone. Mamma Pompei. No, però non fa così. La segno 3 ma sono due PG che si switchano qui. Quello stavo con Samurai e Ninja. Neo 3. Neo 3. E fu così che Vincenzo riprese Neo 2 a posto. Questo ci sta. È un bell'annuncio comunque, Data? anche se io non so. Ma così è. Warrior? Allora, è facile che fanno come il 2 e rifanno una demo. Ah, questo è Tokugawa, ok, a posto. Inizio 2026. Va bene. Vabbè, almeno voi avete Demo. dato una... 皆さんこんにちは、チーム忍者の安 Se 田 di です。 solito facevano 戦国死にゲーシリーズの una 最新 demo 作 iniziale per 3 far をついに tarare la 発表させていた difficoltà だ e きました。 la facevano provare. 今作のアクションはシリーズのおなじ Spera みの che 侍スタイルに prima 加 o え poi esca. 新たに忍者スタイルを追加、より多彩な戦闘を楽しめます。 Quindi tu combatti da samurai, puoi switchare il personaggio e c'hai un altro personaggio nemico. Questo è interessante. 本日よりプレイステーション5で体験版も配信いたしますので、ぜ Pad, ひ dove プレイ sei? してご意見をいただければと思います。 Pad è qui di fronte a me, c'era 2026 pronto 年 il の pad. 発売に向け続報にもぜひご期待ください。 PlayStation libera lo spazio. Ah no, funziona ancora il comando. Questo Ok, è una va bella bene, sorpresa. va bene. Ehi. No, vabbè, War però. No one knows how old the city really is. For me, it's all I've ever known. Avevo visto una villa dall'alto, pensavo fosse Blueprints in War buona per sedia, PlayStation. quello. Poi quello. Vertigo Games. Cos'è questa I roba? was raised in this city's shadow. Free to take whatever I need to survive. È un'avventura completa, tutta da fare in VR, Gianma. Io questo voglio fare, questo, guarda, tutto in VR, tutto. Direttamente dal maestro, grande sempre sia lodato. Eidos This city Montreal. hides many lost and legendary Ma sei treasures. visto nuovo per caso? Te la butto lì, Locked away, Eidos Montreal, che Waiting vuole to far be fare found. Deus Ex. Viva. waiting to be taken.
sembra un po', ti ricordo un po'. No, aspetta, tu Cold War, mamma mia. Il sole? Come with more trouble Nel palmo than della tua others. mano. Prima del tempo. Ma è una passaporta. Tiff. Tiff È in Tiff War. War Legacy of Shadow. Ok, è un'espansione di Tiff. Quello prima di È stato mezzanotte uno non dei esiste. primi titoli storici ad introdurre un attimino lo stealth, mettiamola così. Cleo has uncovered a formula for a cure, but she's keeping it safe in her tower. Hey, you got some hosen? Marketland seems a bit tense today. I heard something happen with another Tidewalker. Damn it! It's gone! Someone beat us to it! Ma è un gioco. Una storia Una multiplayer. storia multiplayer. Elend, my dear Oggi abbiamo planet trovato gioco has da been fare dying. insieme. Plastemia has taken everything from us. But you Tidewalkers are all connected. E di tutte le persone è quello che hanno fatto. To you now. Ah, To no, la use porta that power. Puoi vedere le scelte delle altre. Oppure seguire. Oh! Funziona con la lista amici. Ah, perché lui l'ha buttata e tu vedi? Vedi gli altri cosa hanno fatto? Questa è roba pure No, per me. aspetta, questo qua sì. Tidewalkers. Aspetta un attimino. Will you Così help con us? lista amici e cose varie. È anche bello interattivo. Questa è anche la mia scelta, questo comprare Jammox. È anche bello graficamente. No! Ce Cosa l'hai non una ti data? quadra? 24 febbraio 2026. Allora, tu sei da tenere d'occhio. Sì. Tu sei un attimino da tenere d'occhio. Hi, I'm Nicholas Duce, the game director of Salve. Astrobot. It's a pleasure to be Io back sono in today to difetto, share prima more o poi news ve lo with you. vedrò. What the last few months it has been in the world of Astro. Astrobot launched last September to such encouraging feedback, even receiving a few honors we are truly grateful for. In October, we added 5 speedrun levels, followed by a Christmas special packed with festive surprises. And then earlier this year, Dragon Race Vicious ce la Void puoi Galaxy fare. made its Oh, dai, appearance, ma arriva la adding yet bomba, more ma new arriva la challenging bomba. levels, all of Ma which esce solo, came aspetta, at no ma esce additional solo. cost. And today, I am pleased to announce that later this month, you will be able to enjoy 5 brand new challenge levels in Astrobot, Non è stato bringing the total iniziato to come a whopping detto. 90 devo planets. prendere And new special bots will be there too, including Atsu from Ghost of Ghost of Yotei, Yotei. alongside other fans' favorites, but these ones are a surprise. And finally, the Astrobot DualSense wireless Yes. controller will return later Belli. this year with Quanto a sei slight twist, bello! so be on the lookout for more news coming soon. From all A of me us piace il at Team celeste, piace il Asobi, bianco, thank se you mi fa all for apposta, the però. amazing reception you gave our game, Bellissimo. and enjoy the rest of the show. Bello. E adesso c'è Sora. No. Ah, dov'è? Già parti dal fatto che ci fai tu in acqua. Sea Remnants. Ma se il Sea of Thieves fatto un attimino Story Driven e quant'altro. Tutto questo è un gioco? Sì, sì, certo. Sì, ci sto credendo, sì, sì. Ah! Ah! C'è uno story driven a tema pirati con nave, potenziamenti, equipaggiamenti e tutto. Con mostri anche strani dentro. La puttana. Scusami? Cosa cazzo sto vedendo? Ma erano danni da RPG.
Però la base è un attimino da... Voi una demo non la fate, scusate. Non c'è l'usanza da voi nel vostro studio di una demo che fatto La spedizione 33. Una bella avventura, tema pirati, ma io me la bello. gioco proprio bene. Questo sembra molto carino. Quando... Scusi, quando? 2026. Vabbè, noi lo mettiamo là a pappoleare. Oh, tutti i giochi più interessanti non hanno una data di uscita. Già, ma sono tutti concept e cose troppo nuove, quindi... Chi si aspetti? Chi è? Chi lo va in Giorni. No, aspetta, quello Giorni. l'altro là, hai capito? È Giorni, esatto, avevi detto bene. È una pecca che non ho mai giocato. Non l'ho mai giocato. Tutti mi dicono giocaci. E lo dovremmo recuperare, manco io l'ho giocato. È il nuovo titolo della saga? Cioè della serie? Sì. C'è pure delle gran belle ambientazioni. Non so mo se è perché ho impostato la qualità grafica a 2K. Però tutti questi giochi che stanno annunciando, ti posso dire che finalmente graficamente sto iniziando a vedere un po' di... Alcuni sì, qualcosa sì. Un po' di pulizia, un po' di... c'è un po' di più a livello grafico. A Epic ha rilasciato altri giochi gratis. Ok, sto un giretto su Epic che si vede. Grazie Epic, molto gentile come sempre. Continua a regalare roba, noi siamo contenti. Sword of the Sea, ok. settembre 2025, agosto 19 di quest'anno? Va bene. Hi everyone, I'm Kristen Zatani. That was a Salve. new Ciao, look at Chrissy. Sword of the Sea, a visually striking adventure from the team Simone behind Cristicchi. Abzu and the Pathless. No, non penso che We're faccia la excited colonna to sonora. announce that Sword of the Sea will launch this summer into the PlayStation Plus game catalog. Questa è buona. Vabbè, però premium extra. On June 17th, Firebreak. Remedy brings Hey, otherworldly action to game catalog E with questo ce lo FBC giochiamo Firebreak. perché tanto fa conflitto di In the sì, interesse. Regen sono gli stessi FPS set sviluppatori, with quindi pure ci sta che natural ci world assomigli. You and two fellow agents must Questo esce confront sul and Game contain Pass. the reality Potrebbero of essere anche in un chaos certo senso outside collegati, Regen, mai dire mai. Fun and Magari short c'è un bursts or deep collegamento. dives, FBC Firebreak launches day one in the presente game anche catalog giustamente on nel June servizio 17th. premium ed extra, ok. Plus normale non c'è mai un cazzo. The PlayStation Plus Classics catalog Comunque paga welcomes several 70 new euro, titles o this belle summer. due. Ok, non ho The capito cosa PS2 hai detto. version of Legendary Vabbè. Immersive Sim volevi released essere un X nuovo on Perché il Deus Plus June normale, 17th. tutte queste robe No, non le ha mai, no, però Massimo sempre gioco. 70 euro c'ha già. In July, Mamma Twisted mia. Metal 3 and Twisted Metal Mamma, 4 join the questi già ma tu li service hai mai just in giocati? time Li for ho the second sentiti, season ma non li ho mai premiere of giocati. Twisted Metal, which arrives July 31st in Ma select countries, non including gli do Peacock 100 in e the US. passa euro con tutto il rispetto. Mamma mia. Additionally, two of Capcom's most beloved games Vai, from the original caccia la mina di PlayStation are set to Capcom, join the classics lineup. Resident Evil 2 and Resident Evil 3 will arrive later this summer Sei in the stato classics Cioè, catalog. non so, ce li ho su tutte le piattaforme Additionally, possibili, li ho Myst and comprati. Riven will Quindi arrive così- later this month as part of the Days Dico, of Play siccome non ho celebration, organizzato running niente, now through June 11th. questo sì, Days of questo Play sì, is a bisogna two-week vedere che event cosa that c'è di includes più bonus rispetto a un PlayStation Plus journey. content drops, great deals on software and Questo hardware, and graficamente more. era, mamma mia. Visit Ma già vedete i PlayStation Blog and sottili, ma già la PlayStation.com maggiore for poco. full details. Quello, ma perché si è fissato con queste live da 72 ore, His 36 ore? parents cut their own rope to save him. He watched them fall, then Sono found alfa his way off addirittura. that È fatto mountain. con Glacier. He was 11 years old. Ehi, Gioco di Amazon. questo è il gioco di James Bond. boarding school in Britain. Always at the top of his class. Always at odds with authority. Same thing Ma un in bel the gioco di Navy. Bond bello. superiors Fammi fare all l'agente praise his segreto. instincts. And they're all in Vediamo un need of po'. early retirement. Capiamo. Nobody knows what to do with him, Mom. Ok, No. che aspetto And ha I James suspect he Bond? feels Quello the mo same il punto way. è questo. Dai, What Madonna, he did dai. in Iceland. What he did in Janet. Iceland was insubordination. It was ill-disciplined, utterly reckless. He only survived. Lui è Bond, se lo può blind luck. permettere. Give me one good reason to Infatti put non lo him in the fanno vedere in program. faccia. I think you just covered them all, Greenway. It's really quite simple. Bond is a bullet without a target. Let's give him one. Ah, è giovane qua però. Sei il giovane Bond. Lui è ancora Il gioco giovane. di Bond fatto dai creatori di Hitman, io gli do più che James un'occhiata. He's with me. And you are? Don't think we've had the pleasure. Now let's not get ahead of ourselves.
James. Sì, dacci gadget, delle cose, sì. Dai tutte le potenziali, dai tu. Sì, vai. Arrivare al... We're facing a situation of the utmost delicacy. I need all my pieces on the board. 009 is a master manipulator. Whatever the intent is, Quello non devi uccidere ma devi fare lo stealth, loro lo sanno fare benissimo. Le puoi fare. Vabbè, non te lo pure. Arrivo. È un Hitman più action. Sì. She's not your friend, Bond. She's an asset. Questo sì, anche il Amazon lo sapete, anche parti in auto. Diciamo, ecco. Però, ok, questa sì. Questa sembrava C'è un film di Bond interattivo, dai. Interattivo così, bella grafica, bella storia, gestito bene, fatto dai creatori di Hitman. Questo tanto esce verso fine anno prossimo questo gioco. Non esce mai molto. First Light. Questa se la sono organizzata come una trilogia così come Hitman. Se va bene il primo ne escono altri due. Se sono fatti bene con piacere. Wow. Quando esce? Va bene. Guarda, prendetevi del tempo, ma fatelo bene questo. Però non potete già fare. Io già ce l'ho l'account se ti per registri Hitman. ti danno la skin. Ok, c'è il gameplay reveal Summer durante Game Fest. l'estate. Dai, fa 2 o 3 giorni. I'm Hakan Va Abrak, benissimo. CEO of Bravo. Interactive. Io avevo paura di sta cosa. The team is thrilled Sapevo che to c'erano announce loro dietro, 007 però volevo un attimo First vedere Light. qualcosa. Cazzarola. You'll Io sono experience James Bond soddisfatto. as a young air crewman in the Royal Navy. Before the tuxedo and the martinis, as he first steps into the world of espionage, striving to earn his 00 Sì, status. sei un giovane Bond. James Everyone Bond. at Interactive has poured their passion and Ok, tu dedication sei la botta into finale. crafting an experience that honors the legacy of Bond, harnessing our 25 years of agent expertise. This is just the Luce beginning of smarmellata our alla journey with Boris, sì. 007, and we can't wait C'è to il share problema more pure with you soon. dell'HDR che finora andava per all'improvviso, ha deciso di abbandonarci. Tu sei da tenere d'occhio. Sì. E adesso? Bomba finale. Ecco, God of War. PlayStation Studios? No, No. non fare così. Non fare così. È periodo di Summer Game Fest, devi annunciare la bombetta, non un titolo che hai già annunciato. Non puoi far vedere questo. Me ne fotto un cazzo del gameplay. Ci fa piacere, ma non lo puoi far vedere come bomba finale così. Sarà bellissimo. Sì, io me lo compro. Però mi non diverto, non puoi far così vedere no. questo. Già siamo andati a finire molto male, mi dispiace. Non ci sto. Se sei un titolo nuovo è un altro discorso. No, è lo sto bioteo. Still with me? Ma l'unica cosa che può salvare la situazione, portale spazio-temporale appare, un poliziotto spaziale, gioco con poliziotto spaziale e samurai. Top, via. Così a caso. Se è lui già peccato proprio. Sì, rega, neanche Si vero. poteva far vedere altro. Lo allungavi di 10 minuti e mettevi in altro. Già lo sappiamo. Se è questa la bomba finale, no, Sony no. Ok. La bomba finale è questa. Capitano, fermi un momento. Avengers Anime. Io poi questo è Avengers. Questo è Avermi. Aspetta, che tipo di gioco sei? Aspetta che forse la bomba c'è. No, il picchiaduro no! Allora, la maiala! diretto glielo si fa perché vedo divertente il fight. Però io lo volevo Action Adventure. Così Mi aveva fatto Avengers Anime, mi fa il picchiaduro di merda!
Guarda, non tanto di merda, ma analizziamolo per quello che è, No, graficamente no, e giustamente, movenze dei personaggi, È bellissimo. Ma tu non mi puoi sprecare questo su questo. È bellissimo, però lo devi fare anche prendi poi questi personaggi che avranno successo, c'è anche Ghost Rider, quindi questo poi giustamente lo fa Ark, per questo Ark quando fai giochi di combattimento è sempre un piacere. Marvel non ci avrei mai scommesso, Marvel versione anime giapponese mai. Allora. Comanda, vabbè, ferro non era. No, io questo lo devo provare, è solo tu. Io nei momenti di intimità con me stesso, quando voglio rilassarmi un po', metto un picchiaduro, devo confessarla sta cosa. Questo effettivamente per tirare due mazzate in allegria, sì. È un 4 contro 4. Che giustamente lotta di supereroi, c'è la modalità 4 contro 4. No, ma i movimenti dei personaggi sono belli. No, Giammanna, prova questo, lo dobbiamo fare. Non mi fanno cacare, io che ci posso Giammanna, fare? una prova, un fight Ma mi fanno cacare! Cazzo, lo stile grafico è bellissimo. Io odio Marvel con Fighting Soul, cos'è questa roba? Fanculata la riuscita! Allora, piacciono o non piacciono i fighting game? A livello stilistico è bellissimo. No, quello sì, è una bella lavata. Una bella lavata. Bellissima l'idea, bellissimo come sono fatti, bellissimi i movimenti. Vediamo. Ehi. Fermi, 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 fermi. In realtà c'è la data. Fermi. No, è un altro gioco che si è messo nel mezzo. È il gioco nuovo di Yakuza. Cioè quello là e quello là. Ok. Forse. E che bella grafica c'ha sto gioco. No, aspetta, zio, aspetta un momento. Quello era la zona di Yakuza. Quello era proprio Yakuza 0, questa è la zona di Yakuza 0. プレイステーションの友人から急になんか飲みに行こうぜっていう連絡が来て、なんのこっちゃと思って、予定合わせて行ったんですけど、ちょっと飲んでる中で、実はマーベルの era troppo fotorealistico. Ah no, ok, stanno parlando del gioco questo qua. Non è altro. Però devono dire altro se parla lui così è interrotto. 世界的に本当に有名な IP ですし、光栄だなと思って。 ma tutte a parte fa piacere che Marvel ha valorato, che ha avuto questa idea, ha detto facciamo fare un gioco a loro così. È bellissimo da vedere. Sparo nelle tende. È bellissimo da vedere. Mi hai fatto quel frame, rewind, addio, che cos'è? Allora, visto che mo sono personaggi Marvel, fossi in Marvel, capirei che questo stile è piaciuto, ascolterei i giocatori, e penso che come me te, i ragazzi in chat e altri, tutti stanno a dire la stessa cosa. Sì, va bene, infatti mi deve però questo action. Michele Francesco. The Marvel Spider-Man franchise with Insomniac. Dimmi Insomniac, potevo dicere qualcosa tu. Però il design dei personaggi, la Marvel ce l'ha. I personaggi sono stati ufficialmente creati e brevettati Marvel. Marvel. This really great collaboration. Would you be interested? When they named the developer, that really perked up our ears. It's always refreshing to work with a team that will take on the challenge of tackling Marvel, putting their own spin on it, non diciamo che questo fa schifo. No, and that's what you get with this team. I mean, they couldn't make something boring if they tried. Ma pure se era un gioco story driven, questa è la bomba finale, quindi c'è un approfondimento di con meno 10, doveva durare 40 minuti, aveva un po' di però mi hai fatto quel rewind bello e buono, mi hai fatto casare. Visto 40 minuti e credevo fosse quella la bomba finale. Se non è questa, e forse sarà cosa. I feel like I have a good grasp on their art style. Non mi far vedere più gioco, mi credi? Io lo vedo. You come in with your kind of own expectations of here's what I would expect to see from Arc System Works when they take on a Marvel IP. And what came up was something that went beyond ma proprio così, non concentratevi solo sul multiplayer. Fate tipo
story mode, ogni personaggio fa inizio e fine, una story mode, le completi, sblocchi altri personaggi, cosine belle, allegre, io lo prendo, mi diverto, qualche fight online. 何がまずいのかなっていろいろこうやっぱり直接話していくうちにもっとアークのやりたいマーベルを見せてくれというような話をいただいたことがあって。I remember personally the first time I saw sono da anni che chiediamo sotto un certo punto di vista Marvel e anime gioco. Diciamo il primo approccio c'è stato. Il primo approccio c'è stato che cazzo. No, è bellissimo, Iron Man, lo stile è bellissimo praticamente. Dovremmo impartire per il ragazzo, ti prego. No, fallo lavorare, fallo fare. Iron Man is supposed to be the sleek fighter jet, think luxury race car, mixed with a brick house. And the fact that they added anime mech elements. No, mo stanno effettivamente parlando troppo, mo taglia è bello, ci piace, lo voglio pure provare, però va from Japan to the world and really trying to take not just the IP but gameplay mechanics and say what can we really take from Japan, the creators that are doing awesome work here, and bring that to the global platform. まあ別のところいっぱいあるんですけど、まあ本当にやっぱり強調すべきは、まあ格闘ゲームのチームバトルの中では4対4というのがまず本当に意欲的で挑戦的なところだということと。quartiere di Yakuza, mi ha fatto vedere tutti di esplodere. It's not simply just the visuals, it's also the gameplay mechanics and adding in that what is that pop, what is going to be something that's different. Bravo, bravo. Alla fine sì, menati con i personaggi Marvel fatti anche bello stile, perché poi un gioco non deve niente di nuovo. And in doing so we found a lot of unique and fun ways beh, se ne sta parlando di più perché è Ark che lavora con Marvel, quindi comunque è una cosa che nessuno si aspettava, quindi ci sta però. 的なところにチャレンジしている中で4キャラクター練習しないと勝てないんじゃないか。 Posso farmi saltare in aria? Learning 4 characters is extremely daunting, but the team at Arc System Works has found a way to va design bene parlarne un pochettino in più, però non so you can either duke it out as just the leader and 3 assists, or you non can esci tag in pure your con assists to ragazzi swap the abbiamo leader finito and di change the vederci, non matchup fai on vedere the altro fly. perché poi I don't think a lot of people thought this day would Ma be che here, persone would questa come. può essere una bomba This is pesante. vuol just sapere an awesome chi è journey, quello and che I'm scrive la excited that we get to scaletta be there per with all the fans. no, non è I'll tell you right now, a lot of mi fighting mettono games, they brutti never get to pensieri in testa, experience lo this level of distraggono, non lo fanno production, concentrare, and c'è un it's just motivo, a perché chi dream to organizza la evenly be scaletta mo working succede with questo, these mo two succede great questo. partners. Cioè di alcune cose mo continuano sempre a ripetersi. Ma piuttosto mettimi Nioh 3 alla fine a questo punto. Era meglio. A questo punto sarebbe stato meglio un Nioh, mi piace il Nioh 3 o James Bond. I think we really are going to make something magical Infatti here. inizialmente pensavo che era James Bond. Capì? Quello ci stava. 続々とキャラクターも発表una していきたいと思いますし、キ sorpresa ャラクター以外のコンテンツというところも今 sono 後いろい andate ろ a 出ていくと思い salire ま le す。 cose. A 今しばら questo く punto mi 楽しみに voglio お待ちいただけ aspettare ればな e と思います。Stay il tuned. concetto che abbiamo fatto prima si ripete. Sony, cosa hai scelto di mostrare alla fine se qui stanno nella fine? Ti prego, almeno un'altra cosa, ti supplico. Una demo? 2026, mamma. Scusate, ho provato a chiedere. Ti prego. You're still with me? Ok. Ah no, No, è finito, era l'ultimo. No. Allora, ci sta come ultimo titolo perché è una cosa che nessuno si aspettava. Però a questo punto, visto che i picchiaduro sono un genere un pochettino più di nicchia, tagliavi un pochettino il dialogo finale perché è stato un po' troppo lungo e un'altra bombettina un pochettino più generica, mettiamola così, sarebbe stato un gran bello state of play. Lo è stato, però alcune pecche, cioè è arrivata alla 15ª volta che succedono a parte sto cazzo. Poi ci puoi sempre stupire, eh? No, vi devo far vedere il montaggio figo. Basta, vabbè. Allora, titoli presentati, personalmente per me tra un 8 e un 9 per quelli che mi piacciono e quelli che effettivamente vorrei prendere. Voto complessivo alla conferenza per come è stata gestita 5, fai un bel 6 tendente al 7 e va bene così. Ragazzi, date pure voi un voto. Quello e te lo fai uscire, alzi un altro po' la musica quando abbiamo finito. Ma forse era per ridere, dato che è partita forte la sound. Ah, ok. Allora. Date un voto pure voi. Non c'è altro. Non sento una sigla. Come non senti niente? Come non senti?
ma non senti niente perché è finito, più, è dal vivo ma non sta trasmettendo niente, quindi saranno i secondi finali, quindi possiamo anche switchare la scheda a sto punto. Allora, non mi ritrovo con la telecamera giustamente qua, mossa. Allora, io se ti posso chiedere una cortesia, sì, io nel frattempo faccio un po' di no, mi metti una lista volo a volo dei titoli che hanno presentato? Voglio fare un piccolo discorso un attimo, nel mentre tu vedi cose, così faccio anche mi interfaccio anche con gli altri per vedere. Per Luigi, ho letto il tuo messaggio, io ci volevo credere fino alla fine, magari il Summer Game Fest, grazie ai trailer, il sviluppatore ci ha pigliato il culo, vabbè. Ecco, anche lo sviluppatore o quella persona che ha retweetato, che poi non è mai successo negli ultimi State of Play, questo lo retweeti, metti il pensiero nelle persone. Ma ci faccio una cosa, allora, la cerco io. Aspetta. State of Play 4 giugno, titoli mostrati. Allora, penso che ci vorrà un pochettino per far apparire. Vedi se Gemini ti può aiutare? O Perplexity? Dici quali titoli sono stati annunciati adesso allo State of Play con le date d'uscita? Da qualche parte ci sarà qualche informazione. Eccoli qua. Perfetto. Fatto. Allora ragazzi, faccio un piccolo discorso generico, poi ci basiamo anche sui giochi nuovi effettivamente fatti vedere. Io sono rimasto un po' male, devo essere onesto, sulla fine soprattutto. Manca qualcosina che non erano solo questi. Sì, non erano solo questi. Vabbè, per ora ci accontentiamo. Ti serve ancora e posso iniziare a cambiare? Rimetti dall'inizio. Ok, vai, puoi togliere. Allora, sono rimasto un po' male, devo dire la verità, soprattutto sulla fine, perché come al solito la Sony sembra non aver imparato da quello che gli è stato fatto più volte notare, ovvero quello di evitare di sparare qualcosa di bello nel mezzo e poi lasciare un vuoto alla fine. Ora, a livello economico, ovviamente, per Sony, una bomba come... No, vai tranquillo. No, perché ne devo pure. Praticamente sono rimasto appunto un pochettino male di sta cosa, però effettivamente un accordo Marvel per fare un picchiaduro per Sony sono soldi, quindi non si può dire niente oggettivamente. Di nuovo un'altra volta una marea di giochi senza date, solamente con generici 2026. Qualche gioco bello purtroppo per me sono stati relativamente di meno, ma per il mio gusto di giochi ovviamente, che poi ci stanno giochi belli ovviamente che hanno fatto vedere, e quindi io più di 6 non gli do. A livello di qualità dei giochi c'è stato qualcosa, ma c'è già per esempio una sciocchezza. Ma mi passi il pad da lì? Cioè, magari è una cazzata, ma farmi vedere quei 10 secondi di Ghost of Yotei per dirmi ci vediamo a luglio con il gameplay approfondimenti, ma che mi rappresenta? Lo puoi far vedere, ma all'inizio, visto che il titolo già si sa tanto, visto come la situazione, inizia con sta roba. Ragazzi, guardate, lui ve lo facciamo vedere durante l'estate. Non vedrete niente, non lo vedrete. Perché di solito per queste conferenze o per qualunque altra cosa è un crescendo verso il finale, tu devi mettere cose sempre più nuove che facciano dire a chi guarda wow. Se tu mi mostri un titolo di cui sappiamo che esce e non vuoi manco dare dettagli o far vedere qualcosa, ma perdi la parte finale dove c'è il pathos maggiore per mostrare qualcosa, poi ci vediamo, non me lo fa vedere a questo punto, o me lo fai vedere all'inizio. Ok, lui ci sarà durante l'estate e verrà trattato privatamente, sì. A posto, va bene così. Per il resto, purtroppo, ho detto, sono rimasto abbastanza male che alcuni dei giochi che comunque mi interessavano di più sono tutti senza data. C'è qualcosa quest'anno, però purtroppo di mio gusto non tantissimo. Nel complesso, Sony deve ancora imparare a fare il State of Play, non c'è un cazzo da fare. Proprio la scaletta, cioè è uno spettacolino di 40 minuti.
mi immagino che arrivano tutti i video nell'ufficetto, gli viene data alla persona, guarda, li devi montare in quest'ordine qua, monta il tutto, quando si fa l'orario lo lanci in live e tutto lo vedono, tutti lo vedono. Facevo tanto a capire che, anche perché tutti gli ultimi State of Play, tutti sto problema hanno avuto alla fine. Non lo so, per Reagan dice 5 perché è stato tutto rimando a parte un paio di titoli, ci sta. Però casato che il gioco iniziava a cartone animato, ma pure quello bisogna vedere come uscirà fuori, assolutamente. Allora il problema non è per trovare la scusante o quant'altro, ragioniamo un attimo sul periodo, perché certe cose comunque influiscono. Ma non sappiamo noi su State of Play, magari il video era pronto da una settimana, ma per motivi legali e quant'altro pure di più adesso. magari, cioè. Non ci dimentichiamo che nelle ultime settimane è successo quello che tutti volevano sapere, sia per noi che ci dobbiamo giocare, ma anche per chi ci lavora con i videogiochi. Ragazzi, finora non si sapevano date e non c'erano cose che si doveva sapere e capire quando usciva GTA 6. Fortunatamente mo si sono riorganizzati, hanno un attimino rifatto il tutto e le date stanno iniziando ad apparire, quindi mo tutti i progetti vecchi che erano un po' bloccati e quant'altro, qualcuno è ritornato in tutti vita. a settembre, tutti Il tutti problema è che quelli più grossi stanno generico 26, quelli grossi perché sono titoli più nuovi che sono iniziati più recentemente, e si vede il divario tra virgolette grafico per quanto possibile tra certo tipo di prodotti e alcuni che hanno una data a lungo. Ma dobbiamo vedere il Summer Game Fest, perché poi questo è Sony. Uno, al Summer Game Fest si possono vedere anche altri titoli che escono per te, quindi con calma. Summer Game Fest mi aspetto di essere contento, onestamente. Non è stato uno State of Play così all'improvviso a febbraio, vedete, quindi è tutto un di più e ci accontentiamo. No ragazzi, sto mese usciranno notizie su tutto quello che deve uscire. Manco da morte. Giustamente l'ho messa troppo all'inizio, però va bene. Cacato nell'extrapuzzolo. Allora, noi dobbiamo vedere sempre gli orologi se la porteremo noi aperta, il conto di come è messa un attimino l'industria ce la possiamo fare, mettiamola così, verso la fine di giugno. Eventi, notizie, approfondimenti. Che cosa ci aspetta? Cioè abbiamo nei prossimi 5-6 giorni 3-4 conferenze, quindi le cose possono ancora cambiare. Fermi tutti. Un'altra volta il santuario. Andiamo a far vedere, facciamo vedere anche a Reagan. Allora, uscirà questo. Abbiamo sbloccato anche questo, non so se tu c'eri. Non te la fa prima. Sì, invece l'hai. Abbiamo sbloccato la course mode. Ok, va bene. Allora, sei stato cursato. Ogni volta che drifti una bedroom perdi un passo. Ogni volta che fai un corridoio perdi una chiave. Ogni volta che fai una stanza verde perdi una gem. Ogni volta che drafti uno shop perdi una moneta. Quando vendi una red room togli uno di tutti. No! Questo si toglie quando finisce la partita. Allora, al momento sì, hai sbloccato la nuova modalità, fai un giro, provala, la odierai a morte, poi non la toccherai più. Vediamo. Allora, dura 2 giorni. Va bene. Resettone? 2 giorni? No. Sentiamo? No. Sì, Reagan, che c'è il terzo Francesco, si è aggiunto adesso, che è il nostro maestro di Blueprints. Sì. Allora, noi l'altra volta ci siamo fatti tutto il discorso, serve la chiave segreta, ragazzi, insegnamento della serata, vi trovate in una villa misteriosa e c'è una scatola dove martellate e prendete quello che c'è dentro. Siete maledetti, a vostra discrezione. Quindi comunque abbiamo sbloccato una cosa importante, sì, che noi l'altra volta cercammo pure di capire come faremo una prova alla Cursed quando sarà. Allora, se riusciamo a finire il gioco prima o poi, più poi che prima. Mentre quello per te invece che ne pensi? Cioè, che voto daresti a questo State of Play? Io, Reagan e Enzo abbiamo detto la nostra, per ora facci sapere anche tu, Pierluigi. Subito questo. Tu, chiunque ci sia all'ascolto. Mettiamo. E per il momento va bene così. Ma come fai a farti tutto il gioco con sta cosa che ti rompe?
in continuazione. Allora, la fornace. Guarda, gioco, potrei bloccarmi, chiudere la run e ti passiamo velocemente, ma no. Non mi sono mai cagato quelli prima, quindi no, vabbè. Per i giochi che hanno fatto vedere, hai trovato qualcosa di tuo gusto per quello che hai potuto vedere se hai seguito? Oppure non ti interessa niente? Che non ti interessa niente, dici per me non è valso un cazzo, non mi è piaciuto perché non c'era niente per me, ci sta. Cioè, è normalissimo. Per questo confidiamo nei Summerfest Game Sans. Già Marco, è venerdì, oggi è mercoledì, mancano 2 giorni. Deltarune? Deltarune esce domani. Deltarune è uscito, il 5 doveva uscire. Deltarune è uscito? Io so che usciva il 5. Tocca fare Deltarune. Ah, poi stavo pure rispondendo a Pierluigi, poi mi sono dimenticato, Sì, ha fatto la giusta distinzione tra Resident Evil e Silent Hill, che Silent Hill è più psicologico. Però questo che usciva a settembre, ti dico la verità, io speravo un po' più in là, però. Per la verità. No, mo la domanda che ci siamo fatti pure l'altra volta. Ora prendiamo quello che ci siamo detti durante l'evento di Silent Hill. Sì. Va bene, avete perso 3 ore per spiegare tutto nel dettaglio, così eccetera eccetera. Sta data è stata decisa nelle ultime 2 settimane, li avete messa lì. Perché per decidere settembre tu già dall'ultimo già sapevi che volevi uscire quel periodo lì. È impossibile che l'hai deciso, non ci credo. Preferivo un dicembre. Facevamo lo State of Play, dicembre, no, esce a settembre, a posto, ci hanno trollato. Però tu la data ce l'avevi, sangue della miseria. Questo sì. Ho detto, speriamo riescano a migliorare un po' il fatto dell'impatto dei colpi. Però. Allora lo voglio provare un attimino proprio di persona. È asciutta demo o sbaglio? Era la demo di quello? No, di che gioco era la demo? No, di Nioh 3. Nioh 3. C'è la demo. Poi, Nioh 3 ha detto, io appaio, sembro figo, vi cambio il gioco rispetto al 2 e vi faccio pure la demo. Nioh è sempre stato signore su ste cose. E perché non mi hai messo kill alla fine? Secondo sarebbe stata la scelta. Cioè, tu mi concludevi con un gioco di cui c'è pure la demo disponibile. Wow, fra! Non l'avevo calcolata così, ma effettivamente sì. Poteva essere qualunque cosa, ma con demo disponibile alla fine, tu mi hai regalato uno sfizio. Pure se a me non interessa, ma è comunque simpatico. Titolo inaspettato e che puoi provare pure subito. Esatto, bravo quello, Wanama. Bravissimo, bravo quello. Stai entrando anche tu nel mood. Stai apprendendo l'idioma. Però è Wanam, non quello. Vabbè, sono le prime lezioni. No, vabbè, così impara. Tra Torni, Uzumaki e l'ispirazione potevano fare una roba incredibile, spero non sia piatto. Eppure quello è da vedere, Regan, infatti, quando esce. Bisogna vedere se questo nuovo Silent Hill lascia qualcosa a un fan della saga, come può essere Enzo, il fratello, voi se siete amanti ai giocatori. A me per esempio non fa né caldo né freddo, se è bello sono contento, me lo gioco con Enzo. No, a me manca proprio nelle viscere giocare un Silent Hill. Difatti sto facendo pappoleare il remake del 2 perché noi lo iniziamo pure in live, ma era forse buggato eccessivamente all'inizio, abbiamo avuto le pene dell'inferno. Mamma mia. Quindi l'abbiamo abbandonato. Ma poi staggerava. Problemi. Staggerava male. Non siamo stati soli, quindi a sto punto quando lo trovo ad un bel prezzo lo prendo, al limite lo ricominciamo in live. Ha avuto modo di testare, mi sa. Era in giocato. Era bello, mi stava pure piacendo come è stato passato il tutto, però no, non si poteva proprio. Sopporto tutto con calma, tranquillità, però arrivato a un certo punto ci siamo detti no. Siamo arrivati alla zona dopo il complesso degli appartamenti, nella zona del lago. Dovevamo andare all'ospedale per passare la zona intermedia. Ragazzi, abbiamo provate tutte. Abbiamo provato in live tutti i settaggi possibili, niente. Tutte le ottimizzazioni possibili, niente. Ci hanno provato, io. Poi ho detto fra fratelli, ci hanno provato. Però c'è anche ingranaggio metallo solido mangiatore. Metal Gear mangiatore di serpento. Pure interessante, mi è sembrato di notare qualche incertezza in certi momenti. Però sembra interessante. A te che non hai mai giocato i Metal Gear, mettiamola così. Zero.
Diciamo che questo è proprio l'incipit di tutta la storia, quindi se questo te lo giochi... Sì, tu lo pigli, muovi prima di te. Sì, no, mi piace, io penso che lo prendo, non so se è proprio al day one. Quando è? Che se mi piace lo compro, se no col cazzo che ci spendi soldi. Tu devi entrare nel mood, che quello è l'unico gioco, e sia lodato Kojima, sempre sia lodato. Sempre un maestro. Ma tu sei una spia, fai la spia. Fai la spia. Kojima, ci vediamo il 26. Kojima, ma ti fa il regalo, lo zio, che cosa vuoi? Il 26 mi cedo là. Ah. E se mi girano i coglioni 12 ore. Oh, quello Gianmarco amico delle guai. Vabbè, quello, ma perché? Abbiamo no, per me non è da day one. Allora, manco per me sembra da day one Metal Gear, onestamente. Cioè, il day one mo ci volevo dare di più a un Nioh, se dovessi scegliere io. Se non l'avete mai giocato, per quello che si sta vedendo, ma penso poi inizierà ad apparire qualche anteprima. Abbiamo perso un sacco di passi per quello che succede con la maledizione. Ma avevamo 86 passi. Oggi la maledizione è maledizione. No, sta cosa si deve togliere. Si chiama maledizione per un motivo. Dai, caccia la fornace, vediamo di fare sto fornace freezer, dai. Lo inculiamo così? Facciamo questo, proviamo a fare questo a volo. Tanto 2 chiavi c'hai. Quindi sì. Se già ci avete giocato, il consiglio è aspettare un pochino, farlo patchare, farlo aggiornare, perché oramai l'abitudine è questa. Si prende, si aspetta, pappolea, voce del verbo pappoleare, e via. Però è da giocare. Ah, e poi un altro appunto, sembra Sony, ma porca vacca, ma puoi iniziare il tuo state of play con Tetris e mi metti Astrobot all'improvviso e comunque altri 5 livelli del gioco più figo che vi abbiamo fatto negli ultimi tempi? Ma comincio con Astrobot. No, è proprio alcune cose per niente togliere, cioè no, assolutamente sarà divertente. Una serie pure seguita, Lumines, fatta dai creatori dell'ultimo gioco di Tetris e quant'altro, no, è bello. Ci sono dovuto allontanare con la forza, mettiamola così. Però non è un titolo da inizio. E che caspita. Perché è una cosa un pochettino più di nicchia che non piace a tutti. Tu devi comunque partire con la cosa bella, piacevole per tutti. Ragazzi, sedetevi. C'è questo, poi gioco di Tetris, gioco d'avventura, un bel multiplayer, ce n'è un po' di tutto per tutti. Bel gioco finale. A me ha fatto incazzare il tizio col giubbotto di pelle il 4 giugno. Aspetta, mo chi è quello col giubbotto? Avevano tutti il giubbotto di pelle, Reagan. No, non dirmi quello di Grasshopper. Quello potentissimo. Quello quando esce. No, Dead Romeo is a Dead Man. Quello sembra veramente che cazzo. Quello è veramente che cazzo. Forse è uno di quelli che mi è piaciuto di più, probabilmente. Sì, ma come fai a fare tutta una run dove metti un corridoio e ti prendi una chiave? Cioè, come fai a fare la Dermod? Come fai? Io non te lo posso dire. Cioè, ma io devo farti la proposta. Proprio il primo del Tetris, sì, ha rotta la minchia pure quello là. Non andava messo come... Allora lo mettevi al centro della... non c'erano problemi, va benissimo. Hai presentato un paio di giochi War, lo mettevi vicino a quello, a posto. Cioè, proprio hanno problemi con le scalette. Cioè, al ragazzo che deve fare le scalette, come metti tu, gli danno informazioni tutte a casati. Però non si può collegare. Ci blocca gemme, aspetta. abbiamo chiavi. Mamma mia, ci sta togliendo tutto. Ma come fai a finire il gioco in questa modalità? Non si può fare così. Non si può fare. Stavo un attimo a Dopos. Vai, quello. Va bene, quello parla come Francesco ogni tanto. Cambia una lettera, 2 parole. Oh, Maronna, però è veramente una grande. Allora, già mettila. Magari riusciamo. Ma c'è no, Gianna, che vuoi fare? Aspetta, ce l'hai. Stanza qua, stanza a destra. Se non ci vuole le chiave. No, resetta subito. No, allora Gianma, ti faccio una proposta. C'è anche la live, ci sono i ragazzi come adesso. Allora, per ridere, noi non so tra quanto, prima o poi, noi sto gioco lo finiamo. Certo. Lo posiamo, non lo apriamo. No, che poi una volta chiuso. No, sta chiuso un po'. Tra un 6-12 mesi decideremo. 6-12 mesi, ok. Magari con qualche aggiornamento della traduzione. Magari sì, magari si aggiunge qualche contenuto. Lo riprendiamo. Così per perdere il tempo. Con una run a sera, 20 minuti.
Una run. Quanto ci dura? Una run. La Dermod, tanto Gianma, questa run è durata pochissimo. Pensa all'inizio, senza potenziamenti, senza niente, con sta cosa fissa della maledizione. Che abbiamo per un altro giorno. Il problema è che vogliono fare le presentazioni con 3 notizie e 4 lupini. Allora, effettivamente comunque fare lo State of Play 2 giorni prima del Summer Game Fest ci sta che mi hai fatto vedere io penso poco. che sto coso già è pronto, però un bel video infatti, pronto già da un po' di Enzo, giorni. Però adesso periodo di giugno sai già che lo facevi, quindi ti sei organizzata da un bel po'. Il problema è, prendiamo i titoli in sé senza la struttura dell'evento. Bei titoli. Sì. Ci piace una, ci piace comunque della qualità nei titoli. Per alcuni avremmo preferito fatti, ma però erano giochi piacenti. Piaciosi lo si vedrà pad alla mano, perché è l'unico modo in cui un gioco si può dire se vi è piaciuto oppure no. Tranne per quei casi dove dei giochi nell'ultimo periodo, per un motivo o per un altro, si vedeva che non erano tanto piacenti e piaciusi, sono usciti, sono dimostrati delle merde e le persone continuano a difenderli. È l'ordine di presentazione. Comunque, scusa, buonasera Papa. Oi Papa. Bello sto State of Play, ma non è un evento PlayStation. Che intendi Papa di preciso? Questa è una cosa che pure penso ci saremmo arrivati pure noi. Che volete dire? Allora, prendi lo State of Play, che è generico. Sì. Se tu immagini lo State of Play è generico, quindi tu ti aspetti che ci sia un po' di tutto. In questo, in realtà, a parte Astrobot, qualcosa di puramente PlayStation o qualche titolo dei PlayStation Studios, si è visto qualcosa? Gli ultimi 2, Ghost of Yotei, Pragmata pure credo sia... No, è Capcom. Però non è una cosa... tu dici PlayStation Studios proprio cose fatto. da PlayStation. Allora sono 3. 3. Sì, 3. Visto che c'è pure il Summer Game Fest tra 2 giorni, fai una cosa un pochettino più... Sony, guarda cosa vi dà giocatori. E poi sti titoli, tranne altissimo, e giochi a titoli di vari sviluppatori, grossi, indie, anche al day one, a costo zero, Sony sta cosa non ce l'ha. Ti mette un paio di titoli così, ma non è. Vero. Se tu vedi sto State of Play sotto l'ottica di PlayStation, cosa ha fatto quest'anno durante il periodo delle fiere? Show generico, così presentando bei titoli. Di roba sua, delle sue IP proprio, un God of War... Era uscito un rumor, ma lo posso dire perché l'abbiamo finito, quindi ne possiamo parlare. Ecco, ma neanche il gioco nuovo dai creatori di Naughty Dog. Ti dico la prima che mi sta venendo. Quello lì che deve uscire, sì. Heretic cosa? Esatto. Sì, quello sì, dovrebbe essere solo Play in teoria. Allora, non dico fai vedere la data, però visto che la prima volta l'hai presentato con un teaser, fai vedere un aggiornamento, una piccola sezione di gameplay da far vedere per vedere a che punto sono i lavori. Quello è senza data, però se non mi sbaglio. Date almeno un'indicazione dell'anno. A posto. Questo allora potrebbe dire che il gioco è veramente embrionale, allora. Però un po' di fight si era intravista, una mezza scena, però è una cutscene animata, salta e fai, poteva essere come con The Witcher, che è una tech demo. Giochi belli ma presentati in un ordine... No, l'ordine non ci stanno, non sono proprio capaci. Cioè, ma tutti gli ultimi, la stessa attenzione, cosa. non intendo la strage, intendo No, No, perché uno subito parte quello un attimo che esce all'improvviso e dice le cose. Io mi premuro. Allora, la chiave del deposito. Ok. Sì. Comunque stavo dicendo, c'era uscito sto rumor di un nuovo titolo di God of War fatto però in salsa 2.5D. Così sì. C'era sta voce, doveva essere stasera, non c'è stato, può essere che è una cazzata alla fine, però è un gioco tuo, potevo cacciare stasera, perché si può cacciare Summer Game Fest. È quella la cosa che stava dicendo qua, perché cercavo esatto, ho capito che cosa dite. Se tu lo vedi così dici ok, è stato un bel evento, ma non è stato un bel evento Sony, è stato un bel evento con alcuni titoli messi male. Videogiochi, JPEG. Allora, noi qui addirittura è la Peppa Gianmarco. Però a quale c'eravamo rimasti noi? No, io speravo mi facesse esaminare il pacco Gianmarco, se vedevamo quello. Poteva starci. Allora, questa qui l'abbiamo vista. Samba un po'. Ok, questo dà un consiglio sulla drafting room, sulla drafting studio. Ok.
Ah sì, quando abbiamo trovato il piano nascosto, sì. Ah, Regan, buonanotte, bello. Buonanotte, Regan. Vai a riposare. Ok. Ok, lui ha messo le... cioè Kirk Darren ha messo le... Qualcuno è riuscito a trovare la stanza 46, Però la persona ricordiamoci che che ci sta Kirk minacciando. Darren abbiamo detto che è un... come si diceva sul foglietto verde, diceva Kirk è uno pseudonimo. È uno pseudonimo. Quindi bisognava capire pure sto fatto qua, vabbè. Ma è un... vabbè, devi trovare... Oh, ok. spiegazione di come Sardan funzionano le non stanze. RR. Ok. 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 E vabbè, sta cosa qua. Andiamo questo. Oh. Ci diceva dove erano le fiammelle. I condotti. Questo dal primo momento. Sai com'è andata a finire la cosa qua, Giamma? Io dalla dalla prima lettera. Oh, io ti do una mano, seguimi. Non l'abbiamo calcolato proprio. Mai cacato. Vabbè, noi l'abbiamo fatto da soli, così. Onesto. Ok. Onesto. Poi ci dà le cassaforti, aspetta, fammi controllare la sicurezza. Ok. Ci dici dov'è lo switch, per piacere? Ah, era quello là che abbiamo già fatto. Era proprio l'indicazione su come farlo, era proprio un indizio. Questi sono tutti i suggerimenti, Jammox. E le ultime due? E i libri li abbiamo presi tutti. C'è l'indizio che noi abbiamo cercato per una vita, guarda dove stava. Hanno tutti i nomi. Ruota, lo zio. Hartley Ruota. Che stavamo cercando male, però quante volte abbiamo detto c'è un documento con i titoli? Allora Gianmarco, non dici un nient'altro? nuovo piano, no, niente. Allora io non vorrei pensare che sono finite. Però teoricamente non... Laboratorio, come esce, altre lettere subito. Come no, proviamo. La lettera con le stanze con le cassaforti io la do quasi per scontata adesso. Magari, cazzo. Se troviamo quella abbiamo svoltato. Forse. Laboratorio. Cosa vuoi per darci altre lettere? Ci servivano giustamente che abbiamo capito il gioco non c'è l'età e figlio di bottano. Guarda, è sempre una run no, abbiamo, no, l'ho saltata, non ci hai fatto caso, ho saltato una giornata. Ah, sì, ok, sì. perfetto. È bastata una. Ok. Visto che abbiamo la pala, almeno con i dadi possiamo aggiustarci un attimino meglio le stanze da far uscire. Dato chiavi, zero proprio. Questa ti fai un attimo nel mazzariello. Però io vorrei fare una cosa. Pure per toglierci un po' di stanza da Wool. Laboratorio di Deathfront. Ah, e aggiungo, dato che Bandai e Toei mi hanno preso per il culo anche stasera, mi hanno fatti Digimon, Summer Game Fest, tu me lo annunci. Allora, io quel gioco di Digimon, mi credi? Io purtroppo mi hanno sempre fatto cacare Digimon. Ci ho provato. Ma preferisci Pokémon, che già fa. I gusti sono gusti, è un collezionabile di mostri allegro sì. e divertente. Poi c'ho quelle trasformazioni assurde che sono fighe. C'ha quelle chicchette che a me vecchiaccio di merda piacciono con il vecchio giocattolo dei Digimon, quindi... Io mi ricordo, ce l'avevo da piccolo uno, così era assurdo, era... Aspetta, fammi vedere se te lo trovo qual è il Digimon, perché era un trasformabile. L'oggi era fenomenale, ma come si chiama? Sei un poldo però. Preferisco questa. Almeno possiamo mettere meno keycard. Allora,
Guard System. Noi sta seconda opzione non abbiamo mai capito come la possiamo utilizzare per andarci bene a noi. Offline mode locked, cosa ci comporta? Lui dice bisogna tenerlo su unlocked se qualcuno lavora all'interno. Questa cosa prima o poi ce la dobbiamo un attimo esaminare, vedere effettivamente cosa ci cambia. Allora, come c'è una grande cosa là che non abbiamo mai trovato. Comunque praticamente oggi era un trasformabile, praticamente se tu gli aprivi il petto giravi le parti all'interno e c'era la digievoluzione, cioè tu avevi uno e lo rimontavi al contrario e si trasformava, era un azzecco quel coso, era bellissimo, non mi ricordo chi era, però puoi mettere con un bel Charizard, capisci? No, vabbè, poi i gusti tutti volano in realtà, sono sempre gusti. Però come concept di gioco, se poi c'è una bella mappa da esplorare, una zonetta di Tokyo fatta bene, giri e quant'altro, non al day one, però lo osservo quando scende di prezzo. Allora, tu qua sei uno spettacolo proprio però capricciante. Per il maestro Toriyama, Bandai Toei, la camera matrimoniale, giustamente. Devi fare qualcosa per me, per il maestro Toriyama. Fallo per il maestro. Quindi a questo punto Summer Game Fest, le bombe? Mi fai le bombe? Non dico assai, posso avere due giochi veramente grossi? Solo vabbè, due. Ma poi il Summer Game Fest dura circa 2 ore. No, però io non chiedo assai, solo due. Vabbè, allora la cosa che in generale non hanno capito, io capisco che per alcuni momenti e situazioni più particolari metti prima Capcom, Marvel con Arc System, è un evento un attimino particolare, è una cosa che nessuno si aspettava. È una collab grossa comunque, cioè non è indifferente, per carità. Quindi ci sta e mi fa piacere che avete fatto un approfondimento per dire a noi ha fatto immensamente piacere e ci siamo impegnati per darvi un vero gioco Marvel, eccetera, eccetera, eccetera. Lo stile è bello, vi siete impegnati, però conto è parlare 8 minuti, conto è parlare 4, 3. Anche perché nessuno ti vieta o ti vietava di dire ragazzi faremo uno stream nostro, uno State of Fighting versus e vi diamo maggiori informazioni, là parlate tutto il tempo che volete, mostrate, presentate i personaggi singolarmente e via, e te ne uscivi bello pulito. Vabbè, cioè davvero so anni ormai che si dicono queste cose o si cerca di far capire a Sony sta cosa, niente. Ciao fan. Ne approfitto, mangio un secondo la merenda del farmacista. Sony sta facendo come ha fatto Square Enix nei confronti di Expedition, ovvero Sony, diciamo, il concept un attimino di State of Play l'ha lanciato lei insieme a Nintendo con i Nintendo Direct, diciamo si è un po' adagiato sugli allori con la convinzione forse no, questo è il modo giusto per farli, senza leggere quello senza leggere poi quello mai è bello, io ce li vedo quando finisce lo State of Play, stanno tutti quelli della Sony, fanno ok, chiudete tutto, chiudete i commenti, non dobbiamo leggere niente, zitti, ma io ho letto che potremo migliorare, ho licenziato subito. Il primo uno non ti dice niente, il secondo non ti dice niente, il terzo, il quarto, il quinto un attimino così 6, 7, 8 dici aspetta un attimino, la 10ª volta basta, però
Ormai sono un bel po' di anni che va avanti. Anche perché uno non gli sta neanche a dire guarda, sottotitoli di merda. No, stiamo pure dicendo che sottotitoli belli, è l'ordine che è sbagliato. Ok, comunque abbiamo fatto esperimento, quindi abbiamo di nuovo 2 dadi. Allora, tu qua sei perfetta. No, non sei perfetta perché dall'altro lato è chiusa. Ah, sì. Sicuramente giochi da portare in live ne abbiamo. Per il nostro divertimento in live abbiamo tutto. Su quello siamo abbastanza tranquilli. Con Summer Game Fest faremo un'altra incetta di roba. Ma questi giorni la potremmo provare la demo di Nioh. Sì, un giretto in allegria ce lo vorremmo provare. Se me lo ricordi domani mi sistemo pure un po' lo spazio. Che lo sai, no? Tu ci devi mettere le cose con lo sputo. Però vedo di scaricarlo e la proviamo in diretta e vediamo com'è. Ciao Setti! Ciao, c'è Toncio! Come stai? Bello? Non abbiamo il cazzo di gemme. Principe però è arrivato Setti. Quando arriva Setti tu ti devi mettere un attimino per bene. Poi fai il figlio di puttana e ci blocchi. Però noi abbiamo altre strade. Che è successo, Setti? No, Setti, non ti incazzare, Setti. Setti è il periodo bello dell'anno dove ci sono tanti eventi e tanti giochi nuovi. Dai, non ti incazzare. Che è successo? Chi è stato? A chi dobbiamo picchiare? Chi dobbiamo menare, torcere un capello? Glielo tiriamo? Ah, si sono scoperte cose su Switch 2 ora che è uscita. Attenzione. Che cosa? Che è uscito, che un mio amico l'ha comprata. Jamox, sarà aperta la nuova porta o dobbiamo riaspettare il tempo? Io spero alla Madonna che è aperta. Intanto no, lo devi fare one shot. Mamma mia, per questo c'è qua, tu entri da qua e poi devi entrare da qua. Vabbè Giamma, noi continuiamo ad esplorare, tanto deve passare del tempo. Posso mandare un video, guardate 2 minuti? Assolutamente. Senti, tanto per la torre dell'orologio dobbiamo far passare il tempo e si apre una porta segreta. Ce la facciamo stasera però così. Che già... No, cazzo, è 34. Stasera non ce la facciamo. Vediamoci sto video che ha mandato il Setti. Ah, l'ha mandato in chat. Aspetta. Ok, dobbiamo mettere il minuto 22. Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi. Ok, lo seguo. In camicia Nintendo Quando Switch 2. Non mi sembra vero. 22 e finalmente abbiamo tra le mani Nintendo Switch 2. Ok. Software per Switch 2 non possono essere usati su questa console. Ok, severo ma giusto. Quello che mi interessa sapere è come viene riconosciuta questa cartuccia. Se viene riconosciuta come una cartuccia Switch 1 o come una cartuccia Switch 2. Perché in realtà è il gioco più l'aggiornamento. Clamoroso ragazzi. Clamoroso. È la versione Switch 1, no? Questa è una scammata grossa. Questa cosa è clamorosa sul serio. È a tutti gli effetti una cartuccia Switch 1. Questa è un'esclusiva del canale, No, no. Pazzesco. Le Switch 2 Edition sono cartucce Nintendo Switch 1. Vabbè, dopo tanto questa Valetti compri la versione Switch 1. I giochi Switch in edizione Switch 2 in realtà partono anche su Switch 1, quindi sono considerati a tutti gli effetti delle cartucce si va a prendere la lettura iniziale di console e tra l'altro mettendo l'edizione brava faccio assare la cartuccia, capito? Di Switch 2 mi ha effettuato anche un download che non so se era un download di sistema oppure mi ha scaricato proprio la Nintendo Switch 2 Edition, che a questo punto non era compresa all'interno della cartuccia. Questa cosa la devo capire meglio, però insomma di base credo di avervi detto tutto quello che c'era da dire per questo primo approccio con la console, questo unboxing. E nei prossimi giorni continueranno ad arrivare accessori,
controller, giochi eccetera. Guardalo com'è bello a 60 fps, guardalo. Tanti contenuti ovviamente. Guardalo com'è bello in portabilità così a 60. Legit. Se siete nuovi, sì, lo confesso, lo emulano a 60 fps. Ragazzi, sì, confesso il mio peccato. È inescrivibile e poterla condividere con voi è qualcosa di veramente magico e speciale. Grazie mille a tutti quanti e ci aggiorniamo al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto Cettone, a parte che poi mi vedo il video con calma, aspetta che rimetto the chattings. No, l'abbiamo visto. No, l'ho visto un attimino io per capire più approfondito, anche perché comunque mo tra un po' stacchiamo e ce ne andiamo a Ninja. Giusto per capire che diceva. Allora, ma il discorso è questo. Cioè, tu c'hai la cartuccia Switch 1, la metti nella console, posso pure capire un fattore di compatibilità per come è stato impostato il tutto, però se io metto la cartuccia Switch 2 in Switch 1 dovrebbe... L'abbiamo fatto l'altra sera sto discorso noi. Switch 1 dice no, questa Switch 2 io non te lo carico. Oppure voglio l'aggiunta, se ti piace... Appare un messaggio di Nintendo che dice deficiente, potevi comprare la versione Switch 1, pagavi di meno. E si costa messaggio alla fine. No, ma non è giusto, Settone. È stato fatto a livello organizzativo per non so quale motivo. Forse sarà un bug del firmware che non riconosce correttamente la cartuccia. Ma sta cosa dai tempo 24 ore, fa il giro subito. Ma proprio subito. Proprio immediato. Quindi diciamo che aveva fatto bene. Quindi a questo punto diamo il primo suggerimento ufficiale per Switch 2. Io mi sto muovendo per vedere se riesco a fare qualcosa, dico la verità. Comprate le versioni Switch 1 e pagate l'aggiornamento esterno appena si vedranno e si sapranno i costi effettivi. Sì, poi bisogna magari non vale la pena. Pagare 80 euro per una cartuccia Switch 1 alla fine non ne vale la pena. Si vede l'aggiornamento quant'è. Zelda lo si trova pure a prezzi usati buoni. Lo compri da qualcuno, tinte, eBay, queste cose qua. Lo pagherai comunque meno di 90 euro il totale. Switch 2. Non partiamo proprio col piede giusto. Allora io sono curioso di vederla perché già quel poco che ho visto era bello fluido. Io vi dico, quello che conta Switch 2 per quello che si è visto e per quello che dovrebbe uscire non è potentissima, non è chissà che cosa, non ci aspettiamo una PS5 portatile, però va a 60. Però sono riuscito a fare forse la cosa che non hanno fatto con Switch 1, magari con i DLSS, ottimizzazioni e un pochettino di cose e quant'altro, tipo il Metroid Prime li fai 120 fps. Sì. Quindi già che riesci a fare i 120 fps con la dock già è cosa buona. Magari non ci sarà tanto divario tra PS5 e Xbox. Livello delle Pro non ne parliamo proprio, però tutti questi giochi pure prima dello State of Play, quelli multipiattaforma, sinceramente se funzionano sulla Switch 2 ed escono al giusto prezzo, la Switch 2 il colpaccio lo può fare. Pensa a questi giochi che ci puoi giocare dove vuoi, metti a casa e vai. A livello di soldi già è andata sold out praticamente. Sì. Quindi noi ovviamente si scherza sempre, si vedremo, sempre. Osserviamo. Io se riesco a prenderlo a fare qualcosa o cambio idea o osservo, ma a maggior ragione dopo quello che mi hai fatto vedere tu, mi osservo la situazione, all'improvviso si fa la live, ragazzi, proviamo e vediamo come va. Si sfida Gianmarco a Mario Kart, poi l'unico titolo da prendere effettivamente sarà quello, e si fa un pochettino la situazione. Una bella Mario Kartata, dai. Allora, ragazzuoli, c'è Tonso e voi. Quando non modificheranno i TOS, si deve vedere un attimo sta cosa, ma visto che mo il Day One setti aspetta 48 ore, inizieranno ad uscire o altre cose e la finiamo qui, oppure questa sarà solo la punta dell'iceberg e Nintendo. Però Pokémon girare così in portabilità Z, quello là, quello si valuta bene.
Ragazzuoli belli, buonanotte, a domani, e venerdì vediamo in live sempre pure tutti insieme con calma e tranquillità. Ci seguiamo anche i Summer Game Fest. Era venerdì o sabato? Venerdì sera, Venerdì. Poi domani aggiorniamo, Okay. controllo le date e tutto. Facciamo un piano d'attacco domani per i prossimi giorni. Sì. Ci aspetta Persona 4 Remake. Dai. Basta questo. Dai. Buonanotte a tutti, ragazzi. Buonanotte Settone, buonanotte a tutti. Non vuole uscire il gioco. Vabbè, Gioco, poi non vuole risolviamo. uscire, ti chiudiamo noi cazzotti in testa.